Scusate, no, Camani, discussione generale. Sì, intervengo in discussione generale perché vorrei precisare alcuni passaggi che mi sembrano sì strumentalizzati. Questa mozione non avevamo intenzione come gruppo del Partito Democratico di buttarla in cacciara, come si dice. Però la cosa su cui vorrei che ci fosse chiarezza è che con questa mozione noi respingiamo al mittente qualsiasi tentativo di ulteriore ambiguità. Accettiamo le opinioni di tutte, anche quella di Pan. Quello che non accettiamo è la perenne ambiguità in cui state costringendo il Consiglio regionale su quest'opera da anni. Quindi io, capogruppo Villanova, accetto qualsiasi riformulazione che però contenga chiaramente queste parole. La Regione del Veneto dà parere contrario sulla diga del Vanoi. Punto. Tutto il resto non è mediazione, non è costruzione politica, è ambiguità. Come hanno fatto tutti gli altri. Non è che la provincia di Trento, la provincia di Belluno, i comuni bellunesi hanno detto vediamo cosa dicono i tecnici, ci conformiamo al parere dei tecnici. Hanno detto di no, chiaramente, con dei documenti votati all'unanimità. Perché noi non dobbiamo avere lo stesso coraggio? Perché la politica dovrebbe essere una cosa seria. Io onestamente, proprio perché penso che la politica sia una cosa seria, fatico ad accettare una riformulazione in cui si propone di chiedere alla Giunta di prendere atto del parere della Giunta. Ma ragazzi, stiamo prendendo in giro le persone, diventa un altro passaggio a vuoto. È da 8 mesi che ho questa mozione depositata all'ordine del giorno. Se devo aspettare 8 mesi perché ancora una volta decidiamo di non decidere soltanto per portare a casa il voto favorevole, non so cosa farmene. Ma se davvero, come dite, come alcuni di voi dicono, avete già detto di no, il presidente Zaia ha già detto di no, cosa vi cambia? Votare con chiarezza, senza ambiguità e responsabilità, come ha detto la Cestaro, a favore di questa mozione. E sapete cosa vi cambia? Ce l'ha spiegato il capogruppo Pan, perché l'ambiguità non è nelle parole, l'ambiguità non è nella politica, l'ambiguità è dentro la Lega di Zaia. La divisione sul Vanoi sta dentro la Lega del presidente Zaia, la Lega che candida i suoi candidati dentro il consorzio per sostenere l'opzione del Vanoi, e lo sappiamo tutti, ma di cosa stiamo parlando? Il presidente Sonza, che ha, come ho detto in maniera provocatoria, accelerato per accogliere gli esiti del percorso di partecipazione che scadrà tra 5 giorni, era candidato insieme alla Lega Nord di Zaia. L'ambiguità ce l'avete in casa, e anche Fratelli d'Italia. Gio Formaggio, puoi arrabbiarti quanto vuoi, ma anche i tuoi sul territorio sono contrari al Vanoi. Il tuo senatore e segretario regionale è di Calalzo, e che ci dica cosa pensa, cosa pensate, con chiarezza, assumendovi la responsabilità della posizione che volete esprimere. E no, Cestaro, non è una questione di territorio, perché io non sono di Belluno, io sono di Padova come il collega Pan. È una questione di politica e di parte che si sceglie di interpretare. E io penso che la politica, se la vogliamo fare dentro questo Consiglio regionale, oggi deve mettere un punto. Vogliamo che le parole del dirigente che ha fermato il parere tecnico diventino le parole della politica. Della politica. E non è neanche giusto richiamare la prima mozione, perché quando abbiamo votato la prima mozione non c'era il parere contrario della provincia di Trento e non c'era neppure messo nero su bianco la certezza del rischio idrogeologico. Oggi abbiamo tutti gli elementi per poter dire
con coraggio, sì, vogliamo andare avanti, come ha detto il presidente Sonza e ha detto il capogruppo PAN, e abbiamo tutti gli elementi per dire no, non vogliamo andare avanti. Nel rispetto del territorio, di tutto il territorio, collega Cestaro, non solo di quello di casa sua, di tutto il territorio. Io credo che questo oggi è il compito a cui è chiamato il Consiglio regionale. Nel caso, Presidente Ciambetti, prima di votare gli emendamenti, quello che ho già depositato e quello eventualmente proposto dal capogruppo Villanova, chiediamo una sospensione per poter verificare se ci sono le condizioni per tenere insieme la necessità di una parte e quella dell'altra.